Si è svolta ieri la cerimonia di proclamazione e di insediamento della nuova assemblea provinciale, nonché del nuovo segretario e presidente della federazione del Partito Democratico di Agrigento, alla presenza del segretario regionale Anthony Barbagallo, Simone Di Paola, segretario e presidente del partito Giovanna Iacono. Numerosa anche la presenza di sindaci della nostra provincia e dei vertici del partito regionale, un impegno quello della nuova direzione, in particolare volto verso la base del territorio e al rapporto con i circoli. Un nuovo corso con un sacco di attività politica da fare nelle prossime settimane, entrerà nel vivo subito la campagna elettorale per le amministrative con i comuni al voto e poi una provincia che riparte all'insegna dell'unità con una classe dirigente giovane, con un segretario certamente all'altezza e una Presidente dell'Assemblea in quota femminile, donna e di grandi capacità come Giovanna Iacono. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, per rilanciare il Partito Democratico in tutti i comuni della provincia di Agrigento. Ecco, le alleanze probabili quali sono? Si ripercuoteranno quelle di Roma, magari con 5 Stelle? Quali sono gli indirizzi che avrete nei vari elezioni amministrative comunali? Ma a decidere saranno i circoli, ovviamente il perimetro è quello del centro-sinistra, il rapporto con i 5 Stelle, ma ovviamente un ruolo importante avranno il confronto e il dibattito all'interno dei circoli territoriali. È un grande giorno, un giorno di rinascita nel vero senso della parola. Il partito, grazie alla generosità di tanti amici e compagni, a cominciare dal nuovo presidente Giovanna Iacono, che ringrazio, ha riscoperto le ragioni di un percorso unitario che certamente ci proietta verso scenari importanti, perché il partito oggi riscopre l'essenza e il piacere di condividere un cammino insieme con tanti uomini e tante donne di straordinario valore che certamente rilanceranno l'attività politica del partito sul territorio, e io sono convinto che nel giro di poco tempo noi diventeremo la vera sorpresa del panorama politico agrigentino. Le alleanze che affronterete, che farete in vista delle prossime elezioni amministrative? Guardi, è chiaro che le prossime elezioni amministrative terranno conto di dinamiche territoriali. Noi partiamo certamente da una base forte, che è quella dei nostri circoli, dei nostri amministratori, che sono i migliori della provincia di Agrigento e che in questi anni hanno offerto una straordinaria prova di buon governo. Le alleanze le costruiremo guardando alla parte migliore delle società, dei comuni che andranno a votare, avendo la capacità e anche la generosità di aprirci al mondo dell'associazionismo, alla società civile, al mondo delle professioni, guardando innanzitutto alle eccellenze che i territori esprimono. Abbiamo fatto una scelta precisa, ci siamo dati l'opportunità di far ritrovare l'unità al partito, quindi è una scelta di un certo tipo che chiaramente ha sacrificato anche qualcosa, però noi abbiamo deciso di fare questo passaggio nell'interesse esclusivo del partito, che viene prima di ogni cosa. Chiaramente il lavoro da questo momento in avanti è sicuramente tanto, sarà lungo e faticoso, ma l'obiettivo è quello di riprendere le fila del ragionamento politico e soprattutto della presenza radicata e radicale del Partito Democratico nei nostri territori, dove abbiamo dirigenti validissimi, bravissimi sindaci, bravissimi amministratori. Un lavoro che sicuramente ci consentirà di far ritrovare al PD e alla provincia di Agrigento il suo ruolo sociale, soprattutto un nuovo protagonismo che non serve al PD, serve alla provincia di Agrigento stessa, una provincia che sappiamo bene è sempre ai margini ed subisce una crisi maggiore rispetto a tutte le altre zone della Sicilia, ai margini a livello infrastrutturale, subisce la crisi pesantemente. Ecco, riprendere un ragionamento politico sul PD, sulla presenza del PD, aiuta il PD ma aiuta anche la provincia di Agrigento. Spenderete col simbolo nelle amministrative, un simbolo che spesso è stato offuscato da liste civiche, lo stesso Agrigento non è stato fatto? Sicuramente sì, laddove ci saranno le condizioni. Chiaramente da domani inizierà anche questo tipo di lavoro, perché i primi obiettivi, i primi impegni importanti che abbiamo sono quelli delle amministrative. Inizieremo man mano il percorso nei vari circoli, nei vari territori, sicuramente sapremo fare bene.
Il mio ruolo è quello di fare il deputato perché è stato il voto di 3 anni e mezzo fa a sancire la mia elezione e quindi continuerò a fare il deputato. Finalmente siamo arrivati ad avere una segreteria provinciale con un segretario, con un presidente, con un partito, anche se con qualche mese, però siamo riusciti ad avere un partito unito, che è la cosa più importante, perché poi alla fine l'aspetto più importante è proprio ripartire con un PD in provincia di Agrigento per dare attraverso i contenuti la visione di quello che questo partito in provincia vuole fare nel futuro.